Non c'è stato nessun ferito, aveva allarmato più di qualche persona all'arrivo di un elicottero e dei mezzi della Guardia Costiera al Forte San Felice questa mattina. In realtà si è trattata di un'esercitazione condotta dall'ospedale di Chioggia, il pronto soccorso di Chioggia, il SUME 118 di Mestre, quello di Treviso e la Guardia Costiera. Lo scopo dell'esercitazione è quello di monitorare tutti i tempi, vedere che tipo di difficoltà si possono trovare. Pensate che basta semplicemente non avere la chiave del cancello di accesso che ritarda tutta quanta la catena del salvataggio, e quindi anche l'importanza di coordinare enti diversi. Tanto per dirvene una, oltre alla Guardia Costiera anche l'elicottero, è arrivato l'elicottero del SUME 118 di Treviso, in quanto in questo tipo di emergenza c'era necessità dell'argano, per esempio, e l'elicottero di Treviso aveva la disponibilità dell'argano, e tutta una serie di particolari molto complessi anche, che sono indispensabili, che combaciano alla perfezione. Pensate solo arrivare con l'ambulanza e non avere le chiavi del cancello, tanto per fare un piccolissimo esempio. Il tutto è stato fatto senza che si sapesse che era una esercitazione, ma ovviamente gli infermieri di Chioggia erano informati, ma la catena che è partita, quindi dalla telefonata al SUME 118 che dichiara l'emergenza, e si trattava assolutamente di tutto calcolato apposta per vedere come effettivamente la macchina, l'organizzazione risponde in queste situazioni. Tutti gli altri particolari li troverete all'interno dell'articolo alla fine del telegiornale. Ciao, voi siete di? Vicenza. E come venite a fare la spesa del pesce qui? Perché ci hanno detto che qua il pesce è buono. Quindi è la prima volta? No, terza. E quindi vi trovate bene allora? Sì. Siete turisti, venite qui da sempre. Da sempre? Contenti anche il Chioggia? A parte i Chioggiotti? Ok, grazie. Va bene tutto. Grazie. Prego. Grazie. Nella tarda mattinata di oggi gli agenti di pubblica sicurezza e i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno apposto i sigilli al noto locale Caio Blanco sul litorale nord di Sottomarina. Per 15 giorni la struttura non potrà somministrare cibo né bevande ed è stata costretta a disdire tutti gli appuntamenti dance in programma, a partire da quello di domani sera. Proprio alle 11.37 di stamane la pagina Facebook del locale promuoveva il party che avrebbe dovuto essere effettuato sabato 10 agosto coi DJ dell'Alter Ego. Ancora non è stato reso noto quale sia stato l'episodio scatenante dell'applicazione, da parte del questore di Venezia, dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, che sospende la licenza per tumulti e gravi disordini o ritrovo abituali di persone pregiudicate o pericolose, anche se specie di sabato, come lo scorso 3 agosto, sono stati registrati recenti episodi di tensione tra la clientela e il personale in spiaggia, oppure la security. In particolare, lo scorso 21 luglio è stato comunque segnalato un momento spiacevole, quando all'ingresso un 18enne di colore era stato bloccato dai buttafuori mentre desiderava entrare e partecipare alla festa dance in corso. Al giovane, adottato da una famiglia italiana quando aveva 2 anni, era stato detto che in un evento dello scorso anno altre persone di colore avevano creato disordini con danni e furti. Questa è la motivazione del diniego all'ingresso. A quanto pare la famiglia del ragazzo si è tutelata attraverso un'azione legale che avrebbe contribuito a portare alla decisione odierna. In tale circostanza il gestore del Caio Blanco, Fabio Damian, aveva smentito si trattasse di discriminazione, considerato il fatto che all'interno della struttura lavorano persone straniere provenienti dall'Africa e viene consentito l'utilizzo dei servizi igienici anche ai venditori non autorizzati lungo la battigia. Fino al 23 agosto quindi il Caio Blanco potrà solo vendere lettini e ombrelloni ai turisti giornalieri e settimanali, un duro colpo proprio allo zenit della stagione. ANAS comunica che a seguito delle ispezioni eseguite dal personale tecnico e dei lavori di manutenzione attualmente in essere, eseguirà un restringimento di carreggiata stradale o un senso unico alternato in orario notturno dalle ore 21 alle 6.30 dal chilometro 90,050 al chilometro 91 della strada 309 Romea, in entrambe le direzioni di marcia, in corrispondenza del ponte Canal Stecche e del ponte sul Canal Trezze lungo il tratto translagunare, fino al 20 dicembre.
L'ordinanza specifica che il restringimento della carreggiata a destra dal chilometro 90 050 al chilometro 90 535 avviene in direzione Venezia su tutte le corsie, mentre dal chilometro 90 535 al chilometro 91 procede in direzione Ravenna. Vige altresì la limitazione di velocità a 70 km/h e 50 km/h, nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli. I lavori saranno eseguiti di notte e i disagi saranno ridotti al minimo, così come richiesto più volte dall'amministrazione. Viene raccomandata a tutti la massima prudenza e di rispettare i limiti di velocità indicati nel cantiere. Storie per l'infanzia questa sera dalle ore 21:15 a chiostro del Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia. Una coproduzione tra Teatro delle Arie, Teatro Accademia Perduta e Care Theatre porta in scena Thioro, un cappuccetto rosso senegalese, con gli attori Fallou Diop, Adama Gueye e Simone Marzocchi per la regia di Alessandro Argnani. Nato appunto in Senegal, lo spettacolo è un viaggio da ritmo pulsante, grazie all'intreccio di diverse lingue, strumenti e immaginari, che porta ogni spettatore alla scoperta della savana e all'incontro con Buki la iena. Un lavoro che fa incontrare e mette in cortocircuito la fiaba europea con la tradizione africana, sottolineando come l'origine esatta di Cappuccetto Rosso continui a essere un'incognita e narrazioni ispirate allo stesso tema possano trovarsi non solo nel folklore europeo, ma anche nelle tradizioni orientali e africane. Stasera in Consiglio Comunale ad Adria si parlerà della possibile chiusura di uno dei passaggi a livello di Vagliera. Per la precisione, quello di via Scolobranco, che dista una 60 di metri dall'altra barriera ferroviaria. La discussione dell'argomento fa seguito alle 2 riunioni pubbliche del 19 giugno e 3 luglio convocate dalla Giunta Barbierato con i cittadini di Vagliera. Dai 2 incontri non è emerso un chiaro volere dei cittadini nel chiudere o meno il passaggio a livello, ma è stato chiaro il voler chiedere alla Regione Veneto la messa in sicurezza del tratto stradale della regionale 443 che taglia a metà l'abitato. Una richiesta che si traduce nell'installazione di un semaforo a chiamata e alcuni dissuasori di velocità che il sindaco chiederà in un prossimo incontro a Palazzo Ferrofini, oltre ad altre proposte illustrate in sede di riunione con la cittadinanza. In merito, i consiglieri leghisti adriesi, dopo aver annunciato nella riunione pubblica del 19 giugno l'avvio della raccolta firme contro la chiusura del passaggio a livello di via Scolobranco, hanno depositato una mozione con allegate 150 firme circa. Mozione che la Lega ha annunciato ai giornalisti qualche sera fa a Vagliera. Un'azione, quella dei leghisti, dalla quale il parroco Don Fabio Finotello prende le distanze e si dissocia perché la riunione si è tenuta negli ambienti della parrocchia senza l'autorizzazione da parte della comunità cristiana di Vagliera. Un atto, quello scritto dai consiglieri leghisti, che stride con la decisione del governo regionale di Zaia, che ha sottoscritto il protocollo con Rete Ferroviaria Italiana per la soppressione dei passaggi a livello, tra cui quello appunto di via Scolobranco. Una decisione, quella del governo regionale leghista, che si traduce in 147 milioni di euro destinati all'eliminazione dei passaggi a livello a raso, che sono già inseriti nel preliminare del piano trasporti regionale Veneto 2030.